10 lo speciale questa sera per seguire in diretta insieme a voi da casa le centinaia e centinaia di persone che stanno raggiungendo Piazzale Burchellati per festeggiare il TVB in Serie A. È partito l'applauso, come vedrete, il pullman, eccolo laggiù nelle immagini di Paolo Bottero, il pullman, vai Nicola. Qua, stiamo arrivando. Stanno arrivando i ragazzi della squadra, allora si va subito ad applauso, eccolo qua. Questo è il pullman con i ragazzi che sta arrivando, De Longhi, i tanti cartelli e gli applausi. Tra poco scenderanno i ragazzi, gli eroi di Treviso. Sentite il coro. Lorenzo Uglietti che stappa lo champagne, Amedeo Tessitori, grandi eroi. De Longhi, Treviso Basket, Serie A! L'abbraccio di Treviso ai ragazzi della De Longhi, Treviso Basket, che hanno riportato la nostra città nel massimo palcoscenico del basket italiano. Grande applauso, TVB! David Logan, Eric Lombardi, gli altri, Barnett. E un abbraccio a Logan, lo vedo, al professore. Il capitano Matteo Imbrò che riceve subito l'applauso e l'abbraccio dei tifosi. Andiamo dal capitano. Capitano, che sensazione? Siamo felicissimi, quindi ci godiamo questa serata. Cosa dirai sul palco? Dirai qualcosa? Ma se ci danno il microfono sì. Vai. E poi ancora Barnett. Ti disturbo un attimo. Allora, che bella piazza, che bei tifosi. Ragazzi, che dire, oggi è una grande giornata, un gran momento, si festeggia il ritorno in Serie A, ma più che altro si festeggia il fatto che una grande città come questa, un grande pubblico come questo si è meritato questo passaggio in Serie A, si è meritato questo momento, e quindi è giusto che ci sia un giorno dove, anzi saranno tanti giorni a seguire da adesso in poi, dove si festeggerà questo grandissimo momento, davvero. Ma avete riposato un po'? Ma i ragazzi non so quanto, ma io da ieri sera che non ho riposato moltissimo, avevo dormito dopo 2 orette, oggi dopo pranzo così, tranquillo proprio. E questa sera nemmeno, stasera a ore piccole? Stasera via, quando si va avanti fino a che non si arriva a terra stremati, perché è così ragazzi, c'è una promozione, bisogna festeggiare fino alla fine. Ciao ragazzi. Non so, io non vi sento molto perché siamo nella bolgia, però ci addentriamo. Vai, vedo Nicola davvero centinaia di persone, non so se tu riesci a sentirmi perché tra musica, la festa, gli applausi eccetera, chiaramente sarà complicato. Tutti vestiti di blu. Oh, premio cartello dell'anno, un cartello bellissimo, che ce frega del Viagra, noi ci abbiamo il TVB, cartello fantastico, premio cartello dell'anno. We never give up, noi non molliamo mai. Abbiamo in testa un chiodo fisso, Treviso Basket. Allora, vediamo di riavvicinarci ragazzi, se riusciamo. Paolo è un eroe anche lui, eroe tra gli eroi. Ed ora lasciamo arrivare la squadra vicino al palco, perché vogliamo... Maestro di cerimonie Fregonese che sta... I ragazzi che sono stati protagonisti alla grande insieme a tutti voi di una magica chiamando serata. La squadra. Ieri sera a vedere da lontano, eravamo in Sicilia, noi ci avviciniamo anche noi. A soffrire e a sudare con i nostri ragazzi di TVB.
Allora, volevo fare una cosa, se Quello riesco. che è successo qui a Treviso veramente è stata una gioia e un'emozione pari a quello del grande ritorno in Serie A. Non so se mi senti, Ferdinando. Certo. Abbiamo il palco. A tutta la provincia. E a Perché tutto noi, quello che ha allora, abbiamo già sperimentato un sindaco multitasking come Mario Conte. Allora, Mario Conte, che per 2 minuti intervista un suo uomo di squadra della giunta, Alessandro Manera, che è un grande tifoso, da tifoso a tifoso. Quindi è una domanda Assessore difficile. Manera, buongiorno. Allora, cosa ci dice di questa Treviso Basket? È soddisfatto? Sì, molto soddisfatto. Siamo tornati in A1, dove dobbiamo essere. E quali sono gli obiettivi di questa squadra per il prossimo anno? Lo scudetto. Ecco, a voi la linea. Beh, promosso a oh, pieni voti. Lo peggio scudetto, di Jimmy La Ghione. promessa è lo scudetto. Una stavolta di Jimmy Ghione o Valerio Staffelli. Però sentiamo cosa ne pensano invece i giornalisti di Antena 3. Ci dica, allora, com'è la sensazione di venire qui in piazza oggi in mezzo al popolo bianco-azzurro della Treviso È Basket? una sensazione straordinaria, visto quello che è successo ieri. Sembra di essere tornati davvero 10 anni fa. mentre era caldo. Sento un momento di crisi di identità, però in questo momento, Non abbiamo visto Avarino, mi raccomando, alle prossime partite. Avarino in studio, è sempre lì, comodo in studio. Ok, ultima battuta con l'assessore che intervista il sindaco. Grazie anche alla reattività. Volevo chiedere al sindaco se il prossimo anno verrà con noi in trasferta a Bologna. Sì, saremo presenti in tutte le trasferte, ma però invitiamo tutti i cittadini a essere tutte le domeniche al Palaverde. Grazie sindaco. Bene. Ok, grazie allora Alessandro Manera, grazie al sindaco di Treviso. In Io questo penso che fra poco inizi la siparietto. festa, Poi saranno, Cosa sta succedendo, Nicola, intanto? sono stati Allora, qui state ore ci sono fantastiche. i ragazzi che sono da questa parte, sono state che sono invase letteralmente nella zona dell'angolo qui perché stanno per salire sul palco, quindi fra pochissimo verranno chiamati sul palco uno per uno, credo, e dovranno poi parlare, dovranno un po' parlare ai tifosi. Io credo che all'inizio la parte insomma principale la farà il presidente Mazzoler, la farà Menetti. in città. Allora, E poi rivediamo, ognuno dei ragazzi Nicola. credo esprimerà quella la sua. Allora, Mentre spero che Ecco, mancherà un minuto, facciamo così, rivediamo la telecronaca di ieri sera, diciamo, che cosa è successo nella sfida che vi ricordo Antena 3 trasmetterà di nuovo integralmente a partire dalle 21:30, il servizio di Nicola Zanetti. Ok. della proprietà. La retina che si infiamma è una squadra che vola. La sceneggiatura del film che riporta Treviso in Serie A porta la firma di un grande regista a nome Max Menetti. È gara 3, quella da non sbagliare. Al Palaverde la De Longhi ha dominato, ma in terra di Sicilia c'è da scommettere che Capo d'Orlando venderà cara la pelle. La ricetta allora è una al Palafantozzi: attaccare alla gola subito. Un primo quarto intensissimo, fatto anche di colpi proibiti, con le squadre che restano a contatto, divise da un solo punto. Poi la seconda frazione di gioco. Imbro e Logan mettono benzina nel motore ed è soprattutto il professore a macinare punti. Sarà lui nel terzo quarto a scavare il solco decisivo con le sue bombe che spezzano i siciliani. (47-59) all'inizio dell'ultima frazione, quella nella quale Parks e compagni fanno di tutto per accorciare le distanze davanti ai loro tifosi. Si arriverà fino al -4, cardiopalma per i tifosi di Treviso sugli spalti e in città davanti al maxischermo, ma è ancora lui, David Logan, a chiudere il discorso. 36 punti, 8 su 8 da 2, 6 su 12 da 3, MVP delle finali strameritato e festa che si palesa sul parquet. L'ultimo metro percorso, il cappotto è servito, la storia bussa dalle parti di Treviso. E così, dunque, la vittoria di ieri sera, 3-0 in queste gare, sfida con Capo d'Orlando, che garantiscono al TVB, come sapete, la promozione, l'abbiamo detto, lo stiamo seguendo in diretta, la festa in A1. Nicola, ti vedo ancora, che cosa sta succedendo? Sono saliti sul palco? Ecco l'applauso. Sì, allora i ragazzi devono ancora salire, ha parlato Roberto Rizzo, noi abbiamo il controcampo adesso, così vedete un po' il colpo d'occhio anche delle persone
persone, vediamo chi parlerà. I ragazzi si stanno appropinquando. Vediamo di capire chi parla. A rivivere queste magiche giornate. Ti fanno delle foto intanto, vedo. Così vediamo un attimo. La signora ti fotografava. Sì, Che ci fa iniziare questa serie di finale. Quante persone secondo te? Con le immagini di gara 1 della finale con Capo d'Orlando, di questa emozionante finale che ci ha portato fino a qui. Ah, eccolo qua, adesso il video della finale che ha portato a questa festa. Piaceva tanto, volevano rivederlo, ma questa era gara 1, l'abbiamo vinta qui al Palaverde, c'eravamo tutti, tutto esaurito, tantissima gente a vederla per il primo passo, il primo gradino. Abbiamo parlato del comune di Treviso, si è impegnato tanto sia come tifoso in tribuna, sia per organizzare questa serata e la magica serata di ieri che veramente resterà nel cuore di tutti i trevigiani. Il sindaco di Treviso, Mario Conte, dovrebbe esserci, l'ho visto prima, con divisa di ordinanza, ecco qui di corsa perché adesso è diventato un runner. Ragazzi, volevo dire che oggi mi avete fatto litigare col sindaco di Bologna. Perché mi hanno ripreso con quel coro che, come fa il coro? Chi non salta? Grandi. Domani litigo ancora volentieri. Però volevo ringraziare ovviamente tutti, perché qui c'è solo da dire grazie. Allora grazie alla squadra, al mister, lo staff, il consorzio che è un modello unico, che è un marchio trevigiano straordinario. Però consentitemi di dire il grazie più grande va a voi che rappresentate la città, perché dal primo giorno non avete fatto mai mancare il sostegno a questa grande squadra. I veri campioni siete anche voi, grazie davvero e forza Treviso! Grazie al sindaco. Bellissimo anche con l'immagine che da oggi campeggia sul sito web della TVB, che è quella A enorme con le immagini di tutti i campioni e gli eroi, come li ha definiti il coach. Sentiamo ora i cori. E dopo gara 1 c'è gara 2, altra vittoria, altro trionfo di TVB, una serie che ha vissuto due grandi episodi al Palaverde. Andiamo a vedere la seconda puntata del nostro video. Bisogna che tu mi stacca perché metto il faro.
E allora, così come avete visto, stanno mostrando le altre immagini in questa cronaca a tappe del successo della TVB, quindi la seconda delle 3 gare giocate con Capo d'Orlando, come avete visto, in particolar modo, poi in Sicilia con l'ultima sfida della giornata nella serata di ieri, che ha portato il trionfo e la festa che stanno vivendo in questo momento. Vediamo pure, bravo Roberto, grazie Alberto, per quanto riguarda la festa ieri sera vissuta appunto a Treviso, tantissimi, dai più grandi ai più piccini, come avete notato anche dai nostri servizi, i tanti, quello stesso cartello che adesso leggeva Nicola Zanetti è di nuovo in piazza in piazzale Burchiellati ora, il We Never Give Up, non molliamo mai, e i tanti a festeggiare il momento della vittoria ieri sera attorno alle 22:50, quando si è capito che la promozione era in pugno, nonostante il recupero di Capo d'Orlando che vi abbiamo raccontato nella telecronaca. E vi ricordo ancora, adesso saliranno sul palco gli eroi così definiti dal coach Menetti, ma fra mezz'ora, quindi 21:30, avremo l'intera partita in onda su Antena 3, quindi la potrete rivedere per quanti se la sono persa nella serata di ieri, ovviamente non sono andati in Sicilia o in Piazza San Tommaso. Eccolo qua, sono saliti i ragazzi. Nicola, mi senti? Vai. Non sentiamo più? Nicola? Cosa avete fatto di Nicola? Mi dite qualcosa? Vediamo se riusciamo adesso a risistemare. Vedo io, piano piano, uno alla volta, stanno salendo. Mi dici qualcosa, Roberto? Che succede? Roberto? E allora intanto andiamo avanti. Eccolo qua. Così. Io ti sento, Ferdinando, però volevo lasciare il proscenio ai ragazzi. Questo... Se ce la fa, ce la fa. No, hai ragione Nicola, ma non sentivamo in quel momento. Ecco, vediamo la festa. Deve riposarsi perché ieri ha fatto una partitina abbastanza importante. Al numero 1, lo dite voi, David! MVP! Matteo Chillo! E un altro super applauso per Dominez Barnett. Non se la toglierà più, forse si taglia prima i capelli che togliersi la retina dal collo. Lorenzo Ugnetti. Il nostro Tafforuglio. E poi il nostro capitano, ragazzi. Dite voi, Matteo! E anche tutto il nostro staff. Un grande applauso, vi accomodate da questa parte. Francesco Tabellini, Gabriele Galigani, Mirko Saccardo, Riccardo Pietrobon, Tommy Spiezze, Enrico Febo, la dottoressa Francesca Conte, Mauro Pozzobon, Dario De Conti. Manca il dottor Motta che è rimasto in vacanza in Sicilia, ma lo salutiamo. Simone Caccio è dietro, ma io lo chiamerei lo stesso. Il nostro team manager, fate un applauso anche a Simone.
E il nostro coach è arrivato, ha detto che voleva stare poco in Serie A2, ha avuto ragione, Massimiliano Max Menetti! Devo dirvi che finalmente siamo a Treviso in mezzo alla nostra gente. E da ieri alle 11 che aspettavamo veramente questo momento, vedevamo tutti i video, era una cosa incredibile, vedevamo da lontano, ma avevamo bisogno di questo, perché è stata una grande voglia di tutti. Cercavamo, io ho usato la parola empatia. Come noi ci siamo riconosciuti in voi, voi ci siete riconosciuti in noi, è stata la cosa più bella e credo la grande magia che ci ha portato finalmente a quella bellissima, fantastica lettera che è la Serie A, e siamo tornati tutti quanti a Treviso di nuovo insieme. Grazie a tutti, davvero. Non ero da Treviso a Campani, ma negli ultimi anni qualche campetto tosto in giro anche per l'Europa l'ho visto, ma quello che noi abbiamo fatto in tutti i playoff, ma soprattutto quello che abbiamo fatto in gara 1 e gara 2 è stata una delle più belle serate credo del basket italiano e dello sport italiano, è stato veramente incredibile per sportività, perché questa è la grande parola, noi siamo stati caldi, abbiamo dominato le partite, ma soprattutto siamo stati sportivi e corretti, questa è la grande cosa della vita. Grazie a tutti. E adesso ragazzi vi chiedo di spostarvi un attimino, di girarvi verso lo schermo, state qui sul palco però perché ne abbiamo ancora, e ci emozioniamo con un video fresco che siamo riusciti a montare oggi pomeriggio, e lascio alla musica e alle immagini tutte le emozioni di questa incredibile promozione. One love.
Bravissimo anche Paolo Mottero nel riprendere, guardate gli spogliatoi adesso, ma nel riprendere l'emozione sul volto dei ragazzi nel momento in cui passavano queste immagini. Guardate la festa negli spogliatoi. La festa per la promozione in A1, vai Nicola! È meraviglioso, avete visto questo tripudio di bandiere? Questa è la festa in piscina, questa è la festa in piscina. Ah, vediamo. La festa in piscina lì in Sicilia. Ci dicevano che non hanno fatto pazzie, ma le pazzie le hanno fatte. Ma scusa, col mare della Sicilia fanno la festa in piscina, comunque vabbè. La grande festa di Tunisi. Vabbè. Avete visto i brividi? Manca qualcuno? I brividi e anche gli occhi lucidi un po' nelle facce dei ragazzi. Sì. Nelle facce dei ragazzi, dei giocatori, anche del coach. E adesso credo che chiameranno il presidente. C'è solo un presidente, un presidente, c'è solo un presidente, un presidente, c'è solo un presidente. Se non era per il Vazzo diventavo pazzo. Questa è una dichiarazione d'amore per Vazzoler. Straordinari i cartelli dei tifosi della De Longhi. Facciamo la Serie A. Il cuore. Giochiamoci adesso. Io posso firmare o non firmare l'iscrizione? Volete che ci spieghiamo? Allora chiedete scusa per agnostici, non siete altri. No, io sono... ieri vi abbiamo visto in video meravigliosi, città che vi avevo chiesto di urlare così forte che si sentisse e vi abbiamo sentiti anche a Capo d'Orlando. Bellissimo vedervi qua questa sera. Vedo facce che erano con me il primo giorno, giugno 2012, per cui sono quelli che hanno visto poi far crescere questo gregge di Forrest Gump, tutti che corrono per andare dove? Andare in Serie A, giusto Max? Ok, prego. E ci siamo arrivati. Io quasi volevo fermare il tempo prima della finale, perché in realtà è stato bellissimo anche il cammino. Chiaro che le ultime 3 partite sono state l'apoteosi per noi, è una sfida per noi che restiamo adesso qui a lavorare per costruire qualcosa che vi permetta e ci permetta di sognare ancora. Dice bene Roberto prima, siamo una piazza ambiziosa, abbiamo tanti amici che ci vogliono bene e dovranno volerci molto bene quest'anno, perché se no quei 2 signori che chiamo in palco con me, perché non ne mancano solo uno, scusami Simone, ma vorrei avere qua a fianco anche, visto che faccio Gesù, anche i 2 ladroni. Sto chiamando la triade. Modesti, ma Giovanni Favaro, direttore generale, e il grande Andrea Gracis, direttore sportivo. Gracis è stato il cuore e l'anima della grande Benetton degli anni 90. Dopo gara 1 e gara 2 ho chiesto a Giovanni, ma abbiamo fatto tutto questo con chi? Allora, io faccio niente, faccio presidente, per cui l'uomo di facciata. Poi Giovanni... E Andrea, ho chiesto a Giovanni Favaro, ma scusa,
abbiamo fatto quel piano di palazzetto, l'Italia ci ha visto, sentiva fuori dallo schermo televisivo, perché avete fatto una cosa incredibile, perché grandissima la curva, ma stavolta devo dire che abbiamo cantato tutti 5.344 assieme, le panchine compresa, diventiamo ancora di più. Ma ho chiesto, con chi l'abbiamo fatto questo? Giovanni Favaro, Alberto Berna, Moro, Simone Fregonese, Simone Fregonese e Simone, cioè siamo 5-6 ragazzi, sì, ma li vai a leggere, siamo lì, sono stati bravissimissimi, perché bravi loro in campo, ma credo che tutto ciò che hanno organizzato dietro le quinte, Fazzoler ricorda sempre quello che è l'inizio, quel 2012, giugno 2012, quando Treviso si trovò scoperta senza il suo basket, e fu lui, insieme a pochi altri, a iniziare questa avventura. Perché speriamo sempre che la Cari della Croce Rossa diventi sponsor del Treviso Basket, sarebbe già una bella soluzione. Però provate a chiedervi, quest'anno non abbiamo avuto un playmaker, giusto? L'unico playmaker era Tomassini. Il fatto che lui, ecco Giovanni, dove sei? Ecco. Lui ha fatto... No, sarebbe giusto pagarsi a bere, visto che si è riposato tutto l'anno. No, in realtà non abbiamo playmaker, abbiamo preso a giocare, lui non ha giocato e abbiamo scoperto cosa? Maglietti fa il playmaker, Ibro fa il playmaker, Logan fa il playmaker, Manuel fa il playmaker, Alviti fa il playmaker, Severini fa il playmaker, perché noi non abbiamo pivot, giusto? E allora vedete come in realtà ciascuno quest'anno, nonostante le sfighe, le vicissitudini, ha trovato la ragione d'essere, perché la differenza di quest'anno con tutto quello che ha avuto in questi 6 anni passati è che ciascuno ha capito che non avrebbe fatto niente se anche avesse fatto un anno strepitoso se non avessero vinto tutti, e ciascuno di loro ha fatto un po' di più di quello che erano le normali corde, l'ha fatto i giocatori, l'ha fatto i massaggiatori che li hanno restaurati, perché mamma si sono dedicati questi ragazzini, tutti al dolorino, e i medici, lo staff tecnico, Max che li ha pressati pochino, per cui tutti quelli che vedete qua, compresi i bocce, hanno fatto tantissimo perché quest'anno la squadra, quando andava in campo, avesse quella fame che avete visto, diciamo da metà anno in poi, però servono anche le sconfitte, quindi diciamo dall'inizio della stagione fino alla fine. Io vi ringrazio ragazzi, mi permetto solo di chiamare qua sul palco altre, perché è vero, Roberto, vieni qua su, Roberto, torna su, Walter, dov'è Walter? Che sono in rappresentanza, perché uno è il presidente, l'avete visto prima, Walter nel CDA della pallacanestro, e anche nel... Questi sono proprio l'ossatura che sta dietro al successo di questa squadra. Quando fu lanciato l'urlo "Io sono Treviso Basket", era il 2012. Perché eravamo tutti Treviso Basket. Eccolo qua, la parola l'ha detta lui. Ha vinto perché eravamo tutti Treviso Basket. La particolarità, il modello che è stato più volte ricordato da Mario Conte, anche da Luca Zaia, è questa. Una squadra che dietro ha una città intera. Prima farei dire qualcosa in dialetto. Da quel giorno la Loggia dei Cavalieri, vediamo. Il dialetto qua della squadra. Tex, vero? Dai. Tex, vieni. No, una frase in dialetto. No, ci vuole sotto. Non ce la fa Severini. Tex. Allora dillo da lì. Qualcosa, parli sempre in dialetto. Il centrone Tessitori, miglior centro della A2. Nazionale italiana. Dov'è Lele? Gioca Lele, dove sei? Coppati! E qui hanno imparato l'idioma anche a Amedeo Tessitori. Facciamo i seri. Quanto ve la siete goduta questa vittoria e quanto è stata sofferta, dura, perché molto voluta durante la stagione. Ciao a tutti. Grazie di essere qua, grazie di averci sostenuto. Sapevamo che era un obiettivo molto difficile riportare Treviso nel basket che conta. Noi ci abbiamo messo tutto quello che avevamo
voi ci avete messo tutto quello che avevate e grazie a questo siamo riusciti a portare di nuovo questo in Serie A. Matteo Imbrò e la De Longhi Treviso Basket in serie! Adesso ragazzi, proprio per quello che ha detto il Presidente, noi vogliamo fare una foto insieme a voi. Allora i fotografi salgono sul palco e i cameraman, la squadra scende qua davanti e io voglio però dietro che ci sia il massimo dello spettacolo. Allora voglio ringraziare, teniamo queste immagini, chiedo a Roberto Durigone, Alberto Piovesana, Alice Montagnier, ringrazio Paolo Bottero per essere riuscito ancora una volta in condizioni critiche a documentare tutto insieme a Nicola Zanetti. Nicola, grazie, restiamo con queste immagini però, ve lo dico perché dobbiamo chiudere, ora c'è la foto di rito, quanta strada è stata fatta da quel giorno, la loggia dei 300, ho detto dei Cavalieri prima per errore, loggia dei 300 quando nacque e quasi per caso lo svelò anche quel giorno come stasera. Guardate la rete al collo, quella tagliata a Capodorlando, la rete della promozione. Dobbiamo chiudere questa lunga edizione straordinaria. Guardate che meraviglia, Piazzale Burchiellati insieme ai campioni della promozione in A1, la TVB, il TVB Treviso Basket, la sciarpata, straordinaria emozione per Treviso che torna là dove è giusto che sia tra i grandi, perché grande è quello che ha fatto il consorzio in questi anni per non perdere quel protagonismo che Treviso merita. Chiudiamo con questa bellissima immagine, ma perché ne abbiamo tante altre da vivere insieme. Subito dopo l'edizione flash del telegiornale, l'intera partita con la vittoria di ieri sera in Sicilia per il TVB. Grazie.